Buonasera, ben ritrovati con la parola A. Di nuovo ospite con noi, gradito, è Raffaele Padrone. Raffaele Padrone in qualità di dirigente sindacale della Polizia di Stato, ma sapete che è stato anche ospite con noi perché abbiamo parlato di sport e di ciclismo. Bene, questa sera ho il piacere di riaverlo proprio per affrontare un argomento assai e altrettanto importante, quello della Polizia di Stato, ma non solo, la sicurezza, e anche una novità che è fresca fresca, che lui ci annuncerà come prima battuta quando gli darò la parola, proprio riguarda anche chi gestisce la questura e in modo particolare la persona del Dorisio, il questore Dorisio. Però a voi naturalmente vi chiedo di prestare attenzione perché con Raffaele ci sono sempre belle sorprese, anche perché andiamo a braccio. Sapete che la nostra rubrica è una rubrica di un dialogo così fra di noi, fra amici, fra coloro che vogliono informare. Ecco, a proposito di informazione, vediamo questa prima informazione, caro Raffaele, e grazie ancora. Ben ritrovati, grazie direttore. Sì, fra qualche giorno il nostro questore della provincia di Pordenone, il dirigente superiore della Polizia di Stato Marco Odorisio, lascerà la città, lascerà la provincia per raggiungere Monza Brianza, che è questura da circa un anno e mezzo, e quindi lascerà il posto al dottor Luca Carocci, che proviene dalla dirigenza del comparto di polizia ferroviaria di Trieste. Anche lui un funzionario di lunga data, bravissima persona, che era stata chiaramente a Udine, e da Udine come vicario del signor Questore era passato appunto alla dirigenza del comparto della polizia ferroviaria. Quindi questo avvicinamento alla sua città, ma lo spostamento di un questore che credo che in città abbia lasciato ottimi segnali e segni della professionalità, insomma, che lo contraddistingue sicuramente per l'attività di polizia giudiziaria. Ma sembra strano, quando si fa bene si viene trasferiti, non riesco a capire. Ma in Italia è un po' così, insomma. In Italia sembra strano. Ti promuovono, ma vabbè, comunque questi sono movimenti che esistono nella nostra amministrazione. Adesso il prossimo mese arriveranno 5 persone nuove, io permettetemi nuove, ma persone, colleghi, agenti, assistenti, che è importante ricevere questa manovalanza a Pordenone, una carenza di organico altissimo, e arrivano 5 colleghi che hanno già 20, 23, 25 anni anche di servizio, quindi non proprio freschi, di cui avremo bisogno. Io conosco Raffaele, scusa se ti trovo, perché cerchiamo di darci anche questa nuova annata nel 2022 un po' di ironia. Faccio una premessa, ritornando al discorso con la battuta che ho fatto prima, ha fatto bene, quindi siccome ha bisogno di far bene anche dall'altra parte, andrà dall'altra parte a far bene, e qui lascerà un buon ricordo, una buona memoria. E Raffaele dice freschi diplomaticamente, quindi un po' avanzati con l'età, quindi ci si auspicava tra le sue parole che fossero inseriti gente un po' più giovane, sì, perché anche in vista della futura pensione. Il problema, vedete, è che in polizia siamo fermi a arruolamenti diretti sui ragazzi agli anni 90. Succede che oggi l'asticella in tutta Italia per quanto riguarda l'età è molto molto alta. Pordenone fino a un anno e mezzo fa era prima, anche in questo, aveva i colleghi che avevano età pari ai 49 anni di media. Siamo un po' scesi, ma siamo intorno ai 47 anni, quindi avremo bisogno di colleghi nuovi, ma i colleghi nuovi bisogna fare i corsi, e i corsi non li fanno perché la sicurezza è sempre considerata un costo, e quindi se ne escono 2500, a fronte di questi 2500 che escono ogni anno ne arruolano 1000, 1100, 1050, 800, e quindi in tutta Italia vi garantisco questa è la carenza di organico. Io ti faccio una riflessione che può essere banale da uno non esperto, ma quelli un po' più prestanti li manderanno in città un po' più pericolose, tra virgolette, no? No, forse anche questo? No, allora il Ministero sta adottando,
aveva adottato e voleva adottare un emendamento proposto da qualcuno possiamo dirlo perché insomma non è che nascondiamo nulla, soprattutto io che faccio sindacalista. C'era un esponente del senatori che avevano proposto nella legge di bilancio del 22, avevano proposto un emendamento, il 189, in cui dicevano che chi voleva dei sessantenni rimanere in polizia poteva chiedere di rimanere altri 2 anni. Questo sarebbe stata una beffa, perché io dico, i delinquenti hanno un turnover così veloce che hanno sempre dai 20 ai 25 anni. La polizia non ha neanche il turnover di quello che c'era stato promesso, e pensate se doveva il collega rimanere fino a 62 anni. Sarebbe stata veramente una beffa. Arruolate quelli giovani, i ventenni, i diciottenni come si faceva una volta, e magari poter arrivare a avere un turnover. C'era stato promesso tanti anni fa un turnover del 50%, ma così non è stato. E quindi ci dobbiamo accontentare di questo. Rispondendo alla sua domanda, è che quando escono questi 800, 1000, 1050 ragazzi durante l'anno, si preferisce mandarli ai reparti mobili, cioè il vecchio celere, perché c'è un'attività di polizia diversa, con uno stress maggiore. È chiaro che però non bastano. Già il termine celere dice tutto. Una volta era la celere, adesso sono le reparti mobili, quindi sono impegnati H24 per 7 giorni su 7, quindi abbiamo bisogno di ragazzi veramente giovani. Giovani, sì, resistenti e prestanti. Senti, una domanda curiosa che mi viene, penso che sia anche da parte di chi ci osserva e ci guarda in questo momento: com'è che ci si avvicina a questo settore? Se uno volesse avvicinarsi alla polizia e entrare a far parte di questo mondo, quali sono l'iter e i passi da seguire? Una volta, ripeto, c'erano gli arruolamenti diretti, si seguiva un po' la Gazzetta Ufficiale, potevi fare il servizio, parliamo degli anni 80, quando sono rientrato io, potevi fare il servizio militare all'interno, come c'erano gli ausiliari, no? Come ci furono poi per i volontari dopo lo 76 per il terremoto. Io sono di quelli del terremoto, c'era questa possibilità di entrare come servizio militare. Dopo un anno venivi, se avevi provato servizio con diligenza, chiedevi di rimanevi a fare servizio in polizia e iniziavi la tua carriera. Dagli anni 90 questo non è più possibile e quindi si entra per concorso. Questi concorsi chiaramente vengono banditi dal Dipartimento e dal Ministero dell'Interno, e bisogna un po' seguire le gazzette ufficiali, bisogna un po' seguire le notizie. Adesso ogni questura ha il proprio sito, quindi c'è un ufficio concorso apposta e c'è un'attività, anche lì bisogna fare la domanda. Però non è così. Questi uffici sono riempiti da cosa? Sono riempiti da personale che è in servizio, magari che presta servizio nell'esercito, che allora hanno riservato posti per diciamo chi ha fatto i 4 anni, l'FP4, oppure i 2 anni. È un po' come le mascherine FP4. Stavo pensando all'FP2. Non pensate subito, è periodo di mascherine, ecco, per l'amor di Dio. Comunque 4 anni o 2 anni nell'esercito, e c'è un bando relativo e vanno a pescare lì. Lì qualcuno può chiedere di andare a fare il carabiniere, insomma c'è una distribuzione di alcune persone che vogliono uscire dall'esercito. Però tu mi hai lanciato un po' questo sasso con l'FFP2, che mi riallaccia un po' al comportamento e i nuovi ruoli che voi dovete avere. Quanto è cambiato il ruolo nel vostro settore rispetto agli anni che furono, adesso, la preparazione, e in virtù anche di questa emergenza, quindi c'è una preparazione e un atteggiamento diverso? No, allora i controlli che vengono effettuati adesso oltre a incidere sui servizi normali, chiamati servizi di istituto, da un paio d'anni, lo vedete, lo sentite, la polizia è chiamata anche a far rispettare quelle che sono le leggi emanate o decreti leggi emanati continuamente da questo governo. E quindi, oltre a fare tutta questa attività di controllo che ha sempre fatto la polizia, e quindi anche lì
all'interno della Polizia di Stato ci sono le diverse specialità e poi ci sono i settori di controllo. Ecco, noi cosa facciamo? Noi ormai, oltre all'attività di vigilanza che vedete dalle nostre volanti, oltre a quello che è il controllo del territorio, noi siamo controllori di queste situazioni, Green Pass, la mascherina e tutto quello che ci gira intorno alla situazione Covid. E questo è stato un aggravio per noi. Sì, infatti volevo dire, non è che si perde di vista altre situazioni. E questo è l'aggravio. Perché non viaggia, scusi ti interrompo, è più difficile fare il non vaccinato che il delinquente, dicono in giro. Sì. Cioè, qua il discorso è che è stato dato un incarico in più alle forze dell'ordine. È già in un grande deficit, perché se fossimo tanti, uno dice vabbè, siete in tanti, addirittura si potrebbe fare le sezioni di squadre che fanno solo quello, ma non è certo. possibile, non è possibile in Italia, perché guardate che non è solo la provincia di Pordenone o la questura di Pordenone o del Friuli Venezia Giulia. Se voi parlate con qualsiasi altro sindacalista di qualsiasi altra sigla sindacale di Torino, di Venezia o di Canicattì, vi dirà che il personale manca. Ma il personale manca perché, come dicevo prima, guardate che ogni anno escono circa 2.500-3.000 persone. Se ogni anno ne assumono 1.500, 1.000, 1.200, 800, la matematica non rientra. Questo è il piano dei conti, proprio in maniera contabile. Questo, perché questi sono, e nel 2023 ci sarà un default incredibile. Tu dici già, sì, già previsto? Sì, è già previsto dall'ex capo della polizia, non dell'attuale, del prefetto Gabrielli, che disse 2023 avremo delle grosse problematiche. Guardate che anche una questura piccola come può essere la nostra avrà un deficit di almeno 60 persone in 5 anni, parliamo di 60-80 persone e di questo allarme mi pare che lo vedo da tempo. Tu lo conduci anche pubblicamente. Sì, ecco, bravo, ho detto politicamente perché pubblicamente. Pubblicamente ma politicamente sì. Perché mi sono rivolto a tutte le forze politiche del Friuli Venezia Giulia. Perché io ho anche lanciato il sasso a qualcuno, ma che ascolta solamente durante le elezioni. Perché guardate, quando mi sono arruolato io, negli anni '80, c'è stato un arruolamento straordinario di 2.000 persone per rimanere in Friuli Venezia Giulia. E questo? E questo, avere 2.000 persone solo in Friuli Venezia Giulia comporterebbe, visto che siamo poi regione autonoma, certo, potrebbe essere sposata da qualsiasi partito, giunta regionale, da chi vuole, e portare avanti questo grande progetto. Portare in Friuli Venezia Giulia 2.000 persone in un arruolamento speciale sarebbe veramente salvare le nostre città. Perché il problema è che noi, oltre a tutti gli altri istituti, come dicevo prima, adesso abbiamo anche questo dei controlli del Covid. Scusa se ti interrompo, Raffaele, perché siamo quasi in chiusura, ma la mia curiosità mi spinge a chiederti, giustamente hai portato queste informazioni che sono importanti per anche come sindacalista, dirigente di... Potremmo sposare anche con la vostra emittente, parlare con qualche politico, o dare a te l'input di parlare con qualche politico con le mie lamentele e le mie richieste più che altro. Beh sì, guarda, noi ti dico, la mia trasmissione cerca di far parlare tutti, ma possibilmente la politica in seconda battuta, se devo essere sincero. La sicurezza non deve aver colore politico. Gli spazi sono aperti, lo sa anche l'editore. La sicurezza non deve aver colore politico. Ma questo come tante altre cose, abbiamo lanciato questo appello a chi vuole poi se qualcuno ci fa richiesta eventualmente, noi siamo qua per una chiacchierata come la conduciamo, e la conduco personalmente con proprio abbraccio, ma senza per forza fare propaganda, ma solo informazione. Mi ha interrotto perché volevo, oltre ai tuoi discorsi molto interessanti e istruttivi, capire anche come è cambiato il modo di operare all'interno di una città che è migliorata come Pordenone, la sicurezza, e quale tipo di criticità avete affrontato in questi ultimi anni. Lascia stare l'emergenza sanitaria, ma dico anche prima dell'emergenza sanitaria, com'è cambiato la delinquenza, tra virgolette, o il delinquere? Ecco, allora, purtroppo abbiamo avuto una recrudescenza di reati, quelle è la droga.
Una volta la droga si era eliminata, adesso la droga da qualche anno sta ricominciando a prendere piede, tant'è che i controlli davanti agli istituti che si facevano sono stati ripresi proprio per dare questo controllo ai giovani che vanno a scuola, per questi contatti. La droga, purtroppo, l'avete vista anche dai dati che vi sono stati consegnati proprio dal signor Questore. Al 31 di dicembre abbiamo avuto quantità di sequestri di droga che mai in Friuli Venezia Giulia, ma a Pordenone, si erano verificati. E poi è cambiata la condizione sociale. Questo è importante. Dagli anni 90 la società è cambiata, abbiamo avuto un arrivo di persone che poco hanno a che fare con l'italiano, poche che hanno a che fare col Friuli e poche che hanno a che fare con i pordenonesi. Quindi se guardate, non me ne volete, però prendete il numero delle persone denunciate o arrestate per determinati reati, guardate la provenienza. Guardi, io le dico che alcuni mesi fa ci è capitato di fermare delle persone straniere che vendevano droga, hanno detto: ma questo è il nostro lavoro. Questa è stata la risposta data dai nostri uffici. Quindi lei mi dice come è cambiato molto, perché bisogna stare molto più attenti. Bisogna stare, chi opera in mezzo alla strada deve stare molto più attento, deve stare attento a come si muove, perché oggi nascono, dico io, cellulari da tutte le parti, telecamere, tant'è che molti in ordine pubblico utilizzano adesso la loro telecamera. Gli americani sono 20 anni che hanno la telecamera, anche quando escono dalla macchina vengono ripresi. È diventato, bisogna viaggiare così. Però mi permetto di... Bisogna viaggiare con molta attenzione. Ti ringrazio, perché dobbiamo terminare, però sarà argomento del prossimo puntate, sicuramente affronteremo insieme. Sulla tecnologia anche magari utilizzata. Però volevo dirvi che tu hai detto stranieri, ma ci sono anche tanti italiani, bande miste e anche persone al di sopra, altolocate, che fanno uso e che si forniscono magari dalle persone di bassa leva, secondo quello che ho saputo e mi hanno informato. Quindi un fenomeno della droga che riguarda sì un certo tipo di generazione, ma coinvolge anche persone più adulte nel mercato e nell'uso. Attenzione, che io ho detto, ci sono alcuni reati che vengono commessi solo da stranieri, alcuni reati che vengono commessi da italiani. E quando dico così non parlo chiaramente solo di droga, perché anche fare le truffe telefoniche o i phishing ai conti correnti non sono persone certamente di Pordenone, ma persone che vengono da fuori, che hanno un'altra testa e sicuramente non fanno i venditori di droga sulla strada. Raffaele, mi spingi, e ci scusiamo, ci siamo dilungati, ma mi spinge a chiederti una promessa, a strapparti una promessa, che andremo a affrontare queste metodologie di truffa insieme a te, perché è molto molto interessante, come è stato molto interessante, e spero anche per voi telespettatori, questo dialogo che abbiamo avuto con Raffaele, ringraziando della sua disponibilità, che un po' avete visto è andato su più versanti, ma di questi versanti li approfondiremo sicuramente nelle prossime puntate, dove inviteremo sicuramente Raffaele a parlarsi di questo ultimo fenomeno. Raffaele, io ti ringrazio, ti auguro un buon proseguimento di 2022, come auguro un buon proseguimento di 2022 a tutti voi, che sia sereno ma soprattutto sano e meno timoroso, che l'ottimismo ci porti un po' di sorriso. Quindi grazie da vostro Stefano Boscariol, e a risentirci con la parola. Grazie a voi, grazie.